La rivoluzione scatterà lunedì 1° settembre, giorno in cui i cittadini che richiederanno una prescrizione farmaceutica e il proprio medico di medicina generale riceveranno un promemoria stampato su carta bianca con il quale potranno recarsi in farmacia e ritirare il farmaco prescritto. Scompare così la ricetta rossa. I farmacisti sono pronti. Stiamo attivando diverse forme per integrare la nostra linea ADSL, visto che adesso tutte quante le ricette viaggeranno tramite un flusso di dati informatico, per cui abbiamo sdoppiato le nostre linee così da dare un servizio continuativo anche nel caso in cui cada la linea. È proprio la rete di banda larga, assente in moltissime zone di montagna e pure in alcune vallate, l'incognita legata alla partenza del nuovo sistema, e le farmacie si attrezzano sdoppiando le linee per non sovraccaricarle. A fronte del grande impegno dei medici e delle farmacie per aggiornare i propri sistemi informativi, la novità non implicherà cambiamenti particolari per il cittadino, ma i dubbi non mancano. Che sia più semplice non lo so. Sa, con la ricetta in mano si va e si va quando si vuole. Sì, più semplice. Ha dei dubbi? Sì, perché le cose le si complica sempre di più. Bisogna vedere però come funziona, perché sì, si fanno più svelti o se hanno qualche difficoltà, non so. Non lo so, vedremo. Non lo so, bisognerà sperimentare. I cittadini sono stati informati attraverso una campagna di comunicazione dal titolo "Cambia il colore, aumenta il valore", tuttora in corso sia negli ambulatori dei medici delle strutture sanitarie del territorio che nelle farmacie. È ora, è ora, mai troppo tardi, ma è ora che faccia tutto lavoro. Il grosso del cambiamento è a carico dei farmacisti. Avremo appunto più adempimenti da fare per ogni singola ricetta.